Una serie di incontri oggi al Niccolò Gallo, all'Enogastronomico, con degli chef qualificati, tra cui Fabio Potenzano, che conosciamo tutti perché è sempre famoso, molto presente in RAI. Un'iniziativa sicuramente che tende a dare degli input anche pratici ai tanti alunni che frequentano il vostro istituto. Sì, partendo dal motto che se non c'è formazione non c'è professionalità, la scuola organizza assieme alla Federazione Italiana Cuochi un corso di alta formazione proprio per cuochi, destinato ai nostri ragazzi ma anche a tutte le professionalità esistenti in Sicilia. Il corso infatti è frequentato non solo dai ragazzi della scuola ma anche da personale proveniente sia dalle altre scuole della Sicilia ma anche come esperti del mondo del lavoro. La formazione rappresenta il fiore all'occhiello della scuola, perché la formazione porta i ragazzi ad avere una professionalità alta da spendere nei contesti lavorativi dove vanno loro ad esprimere la loro professione. È la 3 giorni della Federazione Italiana assieme al reparto siciliano cuochi, ieri, oggi e domani, che chiaramente culminerà in una esercitazione pratica, attività di laboratorio. Infatti è diventato un laboratorio permanente il nostro auditorio, in situazione dove i ragazzi vivranno esperienze vere e reali di come si cucinano i piatti autunnali e invernali, sempre nell'ambito della cultura tradizionale siciliana. Questa è un'attività che da anni la Federazione Italiana Cuochi porta avanti, che è quella dell'alta formazione, quindi la formazione è un momento importante, diciamo sempre chi non si forma si ferma, quindi questa formazione che avviene a livello nazionale, c'è un albo di formatori, quindi le regioni possono richiedere in funzione delle proprie attività appunto disponibilità al docente. Per me è un piacere 2 volte essere qui, uno perché insomma sono a casa, siamo in Sicilia, e 2 perché ci sono tanti ragazzi. Qui a fianco a me c'è anche Roberto, che è un ex alunno della scuola, quindi tanti professionisti ma anche tanti ragazzi che seguono attivamente e con appunto dinamicità il corso. Sono 2 giorni, abbiamo iniziato ieri e facciamo anche oggi, quindi 2 tematiche, carne e pesce, ma un focus importante sulla cucina espressa autunnale ed invernale, quindi l'utilizzo dei prodotti del territorio in questa stagione. Io poco fa sentivo che lei diceva allo chef: atturrala, atturrala. La nostra sicilianità ce la portiamo dietro, sia come prodotti ma anche come linguaggio e come slang. Atturrare è quell'atto che vogliamo che i bambini, quando ci atturrano i genitori, che si mettono lì e chiedono in continuazione una cosa, no? Mi ricordo non ci atturrare che voleva sempre comprare un giocattolo. Nel caso specifico stavamo tostando il pane grattugiato, quindi è un movimento che deve essere un'azione, deve essere fatta a fuoco moderato e continuo, quindi ecco il fatto di... La famosa mollica, insomma. La mollica, quella che per noi chiamiamo mollica, il pane grattugiato a modica atturrata, quindi il formaggio dei poveri. Ecco, abbiamo anche uno chef che è uscito proprio formato da questa scuola. Io voglio dire che questo è un grande mestiere per i nostri tempi, che va molto avanti, e io ho coltivato questa passione fin da piccolo, fin da bambino, prima ancora di frequentare questa scuola che, con rispetto parlando, posso dire che è un grande istituto. Il mio consiglio è quello di dare ai miei coetanei di coltivare bene questa passione, di fare questo mestiere con amore, anche se ovviamente il sacrificato è molto dura, però bisogna crederci, nella vita bisogna solo crederci.